cambiamenti dal punto di vista sia della qualità del terreno, sia della ricrescita di piante che erano naturalmente morte per la desertificazione, e sia di rinascita complessiva di flora e fauna che erano sparite sostanzialmente. Quindi il potere straordinario e taumaturgico per il nostro pianeta nelle aree più difficili, delle alberature adeguate naturalmente a quel clima, sta dando nel nostro Veneto sporadicamente, come si è sentito, però mi fa piacere dirlo, insomma, visto che l'ha accennato, faccio parte di una realtà che è una ONLUS, si chiama Fare Natura, e Bioparco Natura di Noè, che è un bioparco che è nato durante la mia amministrazione ancora nel 2005, che poi ha continuato ad essere gestito da volontari, diciamo, particolarmente sensibili, attenti, ma anche capaci, perché poi insomma con la natura bisogna saperci fare. In questo caso abbiamo a che fare con giardinieri e persone, diciamo, competenti, e adesso stiamo acquisendo gratuitamente o quasi, comunque con contributi privati, tutti i terreni incolti che ci vengono offerti, perché così appunto vogliamo piantumare, creare boschi urbani, che è una delle grandi capacità che hanno, è quella appunto di catturare le polveri sottili e di fare da depuratore naturale alla CO2. E in relazione a questo qualche dato credo che vada anche detto, perché abbiamo dato per scontato, forse oggi pomeriggio, che tutti noi sappiamo qual è la situazione, diciamo, sia dell'Italia sia del pianeta Terra. Prima Andrea accennava ai danni da 1 miliardo circa che sono stati quantificati solo in Veneto in relazione agli eventi, diciamo, alle catastrofi naturali. È interessante capire che da questo punto di vista fa venire i brividi. L'Italia dal 1980 al 2017 compreso ha quantificato in 63 miliardi il danno relativo agli eventi naturali straordinari, eccezionali, come si vogliono definire, e l'intera Europa ne ha sofferto per 463 miliardi. Questo vi dice perché, diciamo, con poca disponibilità di lettura da parte dei mass media, diciamo che l'attenzione non c'è su queste questioni. Noi sentiamo parlare un giorno sì e l'altro anche del tema dell'autonomia per la nostra regione come se fosse questione di vita o di morte, e io ogni volta che mi capita di poter andare a parlare in pubblico, andare in televisione, dico sempre: l'autonomia vorrei sapere per fare cosa, perché voi capite che la differenza che c'è nelle varie regioni italiane, stando qui in casa, nella nostra nazione, in relazione all'approccio rispetto ai cambiamenti climatici, rispetto alle azioni da fare, no? Sia per quanto riguarda i piani dei paesaggi, sia per quanto riguarda i piani di adattamento e mitigazioni. Abbiamo solo il 27% dei comuni italiani, tra l'altro, che hanno fatto a oggi un piano di adattamento, e solo il 16% ha fatto un piano di mitigazione e adattamento. Quindi siamo ancora al di sotto del 50%, con un paese che è costantemente chiamato a rimediare o comunque a porre, diciamo, economia pubblica generale, sia regionale che nazionale, a favore dei danni che vengono ad essere espressi. Ebbene, va detto che vi dicevo prima, abbiamo una diversità di approccio nelle varie regioni rispetto ai temi del clima e qui dei cambiamenti climatici, ma anche al tema relativo a come si spendono i fondi europei, va bene, proprio relativamente a questo tema della greening, sempre più importante nel settore agricolo, ma evidentemente dalla nostra regione relativamente considerata, ecco, per essere molto generosi, stando a quello che Andrea diceva e alle sue battaglie quotidiane in Regione Veneto. Non è così per tutte le regioni. L'Emilia Romagna, che è qui vicino a voi, da questo punto di vista sta lavorando molto e molto bene, soprattutto per il recupero dei suoli, diciamo, che stanno soffrendo moltissimo in termini di qualità del terreno e quindi dell'humus, che è naturalmente vitale anche per l'agricoltura, perché i dati che vengono emanati dovrebbero farci riflettere, nel senso che il settore primario, che per l'Italia tra l'altro è un settore primario nel vero senso della parola, abbiamo avuto il piacere durante i nostri 5 anni di governo di aumentare di oltre il 50% il valore dell'export dei prodotti italiani e di lottare contro
l'Italian sounding, cioè la contraffazione praticamente dei prodotti agricoli o comunque agroalimentari italiani all'estero. Bene, una delle questioni che dovremmo sapere è che un terreno, per esempio, coltivato in modo, diciamo dall'agricoltura, però in modo industriale, con tecniche superate, con quantità di pesticidi, quelli che prima affermava appunto Andrea essere una delle nostre responsabilità maggiori rispetto alla qualità delle stesse falde acquifere per il futuro, oltre che della qualità del terreno, assorbe l'1% delle emissioni, mentre invece un terreno coltivato a biologico assorbe il 3,5%. Quindi anche da questo punto di vista come si fanno le cose è fondamentale, non bastano più i titoli. Dobbiamo entrarci dentro, dobbiamo capire quando facciamo qualcosa se lo stiamo facendo seriamente, se ha delle conseguenze positive, se ha delle conseguenze mediamente negative, se invece ha delle conseguenze anche di medio-lungo periodo di risoluzione del problema. Ecco perché sarebbe importante sapere come si investono i denari che già ci sono. E vi dicevo prima, da questo punto di vista, se noi andiamo a vedere invece che una regione del centro-sinistra, perché sennò ci dicono che siamo di parte, giusto Andrea? Andiamo a vedere una regione del centro-destra, andiamo a vedere la Lombardia e scopriamo che sulla mobilità, per esempio, stanno facendo passi da gigante, così come in parte si diceva prima per l'Emilia-Romagna, dove ci sono finanziamenti abbastanza buoni per l'ibrido e dove si stanno attuando molte centraline elettriche, perché una delle questioni della possibilità di acquistare un'auto naturalmente o ibrida o elettrica è che di avere a disposizione delle centraline, perché se no l'autonomia nostra, quella personale, non quella della regione, che viene sbandierata come soluzione a problemi che non sappiamo ancora quali siano, non funziona, non c'è, come dire, la proposta se non c'è la soluzione alla tua scelta. E mi ha stupito la Lombardia perché con una legge che è stata emanata a luglio di quest'anno, dal 1° di ottobre chi compra un'auto elettrica in Lombardia, oltre a trovarsi dotato di un numero di centraline decisamente interessante, si trova anche con 8.000 euro di finanziamento regionale in tasca, che è associato al finanziamento nazionale, che è associato al finanziamento per la rottamazione, fa sì che tu possa comprare una piccola media auto elettrica a 6.500 euro, cioè esattamente meno della metà del prezzo di listino. E queste sono politiche serie di investimento per una mobilità sull'auto alternativa. Non parliamo dell'investimento sulla mobilità alternativa all'auto. E qua lasciatemi dire che mi sta particolarmente affascinando proprio per la sua concretezza. Ecco, non fascinazione d'immagine, non fascinazione ideologica o ideale. No, proprio per la sua concretezza. Cioè, per il fatto, e sto parlando di Amsterdam, una città di 850.000 abitanti residenti, più altri si calcola dai 50 ai 70.000 complessivamente domiciliati, quindi stiamo parlando di oltre 900.000 persone, quindi una realtà decisamente corposa. Politiche che sono state decise, governate esattamente 12-15 anni fa, dandosi degli obiettivi da raggiungere, che all'epoca erano appunto meno 45% entro il 2020 relativamente alle emissioni in atmosfera, facendo riferimento alle emissioni del 1990, quindi quell'obiettivo che l'Europa con molta fatica si sta dando, ma per periodi molto più lunghi. Ebbene, quegli obiettivi via via monitorati vengono raggiunti ed è interessante vedere come la continuità, la sistematicità delle politiche appunto, perché si deve parlare di mitigazioni, si deve parlare di come si fa verde in città, si deve parlare di agricoltura, si deve parlare di mobilità, si deve parlare di emissioni e quindi di risoluzione quindi di necessità di investire sull'efficienza energetica. Sempre a Amsterdam c'è un edificio che è il più grande di questo tipo al mondo, che è 40.000 metri quadri, che è un grattacielo, sostanzialmente ha emissioni completamente zero e con tutta una serie
di ulteriori qualità. Se poi andate a vedervelo, si chiama Edge, questo edificio, ed è stato proprio prodotto per avere emissioni zero e soprattutto essere autosufficiente completamente dal punto di vista energetico e addirittura contribuire diciamo, con i pannelli fotovoltaici che sono stati inseriti in un'estensione di tutta la parete a sud-est, contribuire anche alla vendita e alla cessione di energia pulita nei confronti della città. Quindi voglio dire, molte cose possono e devono essere fatte, ma possono e devono essere fatte mettendo in campo politiche plurime, cioè attuando insieme quella logica, diciamo, di governo della cosa che dovrebbe permetterci di lavorare per obiettivi da raggiungere, obiettivi da monitorare. Vi dicevo che è molto bella quell'esperienza perché è noto che gli olandesi vanno molto in bicicletta, però è anche vero che questo 10 anni fa nella città di Amsterdam era possibile, diciamo, in percentuali assolutamente inferiori al 30%. Oggi siamo al 65% di utilizzo della bicicletta come mezzo per la mobilità interna alla città. L'auto è al 22%. Allora sapete cosa hanno deciso in accordo con i loro cittadini proprio recentemente le autorità di Amsterdam? Alla fine, sponsorizzando moltissimo quel tipo di mobilità sostenibile, mettendo a disposizione moltissimo mezzi pubblici, mettendo a disposizione naturalmente i servizi per la bicicletta, sembra una banalità ma non è così, servizi pubblici intesi anche semplicemente come ricovero garantito, tutelato, a costi assolutamente abbordabili, percorsi ciclopedonali protetti, di collegamento, di rete, ovunque, senza interruzione, senza rischi. D'accordo? Tutto questo ha portato al 65% di quell'utilizzo, ma adesso si sono accorti che siccome solo il 22% usa l'auto, allora hanno ben pensato che non vi era proporzione. Cioè la quantità di territorio ad uso della bicicletta rispetto alla quantità di territorio ad uso delle auto era assolutamente sproporzionata. E quindi in maniera molto semplice, molto intelligente, molto ovvia, hanno detto qui bisogna che cominciamo a invertire, moltiplicando la quantità di percorsi ciclopedonali, anche perché più ce ne sono, più naturalmente si rischia perché il traffico aumenta a dismisura, anche delle biciclette, ci si può far male in bicicletta, no? Ma dall'altro i parcheggi vanno eliminati, quelli a livello terra vanno eliminati. E allora anche qui, e guardate, non lo dico io perché potrebbe essere che qualcuno dica vabbè ma te sei ambientalista, se sa, no? Allora, il leader della piccola industria di Confindustria ieri ha dichiarato che il Green New Deal è la soluzione che deve poter, come dire, mettere in campo il nostro governo. Perché dice, testuali parole, l'approccio di sistema, il processo organico, senza misure slegate, è quello che serve alle imprese. Cioè, cominciare a lavorare avendo un ordine temporale che non è la pancia grattata, no? Con comunicazioni facili, flex tax, diminuiamo. Tra l'altro io vorrei essere stato il ministro dell'interno di questo paese, perché io non so voi, ma io mi sono sempre stupita di una cosa, forse perché avendo fatto il sindaco per 2 legislature, non è che bastava che venisse il mio assessore a dirmi sindaco, IRPEF azzerata per tutti, asili gratis per tutti, o lei fa sta roba o io domani mattina vado a casa, perché lo prendevo per un orecchio, facevo uscire dalla stanza e dicevo va a farti curare, abbiamo l'ospedale qui vicino, facciamo in modo che il bilancio regga, no? Facciamo quello che è possibile in relazione al bilancio. Invece lui riusciva ad andare a chiedere, e si è incazzato con Tria e anche con Conte, perché semplicemente chiedeva che gli mettessero in fila, no? Quelle politiche che andavano esattamente a rispondere alle sue volontà, che erano quelle di ridimensionare le tassazioni per tutti in maniera indifferenziata e di portare a casa risultati come quota 100 e queste robe qui. Il problema vero, sapete, è che invece la politica funziona all'opposto di quello che dice quel signore lì, perché quello si chiama fallimento. Cioè, solo una mattina, libri in tribunale, un'azienda, la famiglia non paga più i mutui, l'Italia, sappiamo, no? Ci siamo arrivati vicino al 2011, si vede che a lui piaceva l'idea di farci tornare lì.
vicino al baratro. Invece quello che serve è l'opposto, cioè la capacità di dare priorità e di utilizzare tutto quello intelligentemente, pubblico-privato, sinergie, volontariato, ma soprattutto costruzione di cultura e costruzione di un pensiero per raggiungere insieme gli obiettivi di salute e di qualità di vita e ambientale che necessita. Questo è fare bene e, come dire, utilizzando Oikos, la stessa matrice che c'è per economia e anche per ecologia, che vuol dire casa comune, utilizzandola bene, economia ed ecologia si sposano. Oggi più che mai sono indispensabili, anche perché purtroppo ci dicono gli scienziati che non abbiamo molto tempo da perdere. E io, ti dico la verità, ho una sola grande speranza in questo Paese. Certo, le politiche ambientali, il nuovo governo, sono sicura che qualcosa di positivo faranno, ma la cosa vera, quella che ci serve, è un consenso su questi temi, è far crescere la cultura, la conoscenza su questi temi, in maniera che divenga una richiesta del popolo. Perché se il popolo invece si nutre di altro e non coglie l'urgenza e l'emergenza, e noi possiamo avere tutte le Greta Thunberg del caso, ma guardate, l'anno scorso sotto Natale la sottoscritta era in piazza con le discepole del Vangelo, non lo vedete, ma è un gruppo di suore che si rifà a Charles Foucault, d'accordo? Che però sono avanzate dal punto di vista dei temi ambientali. Ci siamo trovati e abbiamo fatto una manifestazione a Montebelluna, nella mia città, sotto Natale, un freddo boia, va bene, dove abbiamo rappresentato i discorsi di Greta per l'appunto all'epoca a Katowice, perché a Katowice è stata la COP22 di Katowice a fine novembre, va bene, abbiamo rappresentato con un video affittando un sistema insomma di proiezione in piazza 22 dicembre. Ciò ci toccava spiegare a tutti chi era Greta Thunberg, nessuno sapeva di sta roba, nessuno capiva che cosa stavamo dicendo, che cosa stava succedendo, era freddo, non c'era tempo. Oggi sono convinta, vorrei ritentare sotto Natale, probabilmente si fermeranno tutti, probabilmente c'è una conoscenza già maggiore. Insomma, noi dobbiamo forzare la mano su queste cose, dobbiamo trovare il coraggio per spingere l'acceleratore. Se non lo fa il Partito Democratico, guardate, non lo fa nessuno. Perché anche oggi, chiudo, c'è un'intervista di Matteo Renzi, e me ne dispiace perché su tante cose l'ho apprezzato e gliel'ho anche detto esplicitamente, ma su altre sono sempre andata in contrasto, quando lui dichiara sul Gazzettino di oggi che si possono fare politiche ambientali purché non si aumentino le tasse. Guardate, implicitamente ciascuno di noi vorrebbe dire la stessa cosa, ma se voi andate in qualsiasi convegno, a partire da Ecomondo che fanno una settimana a novembre, ai primi di novembre, a parlare di tutta questa faccenda, vi dicono che la fiscalità ambientale è l'elemento caratterizzante delle politiche del futuro, fiscalità ambientale, cioè un cambio di paradigma a 180 gradi. Non possiamo pensare di continuare a ragionare, come diceva qualcuno, con la mentalità che ha prodotto questi disastri, perché continueremo a riprodurli. Meno, ma continueremo a riprodurli. Chiudo. Dobbiamo per forza di cose cambiare il nostro modello di sviluppo, la nostra mentalità, capire che le priorità sono altre e capire che su queste priorità si fonda non solo l'ecologia ma la stessa economia e probabilmente la nostra sussistenza in vita su questo pianeta. Grazie. Grazie.